Sono stati 72 nel 2018 gli ascolti effettuati dalla sezione della diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso. Per 14 di questi è stato avviato un percorso di sostegno attraverso finanziamenti che complessivamente hanno messo in moto 84.750 euro. Dati in flessione rispetto al 2017, anno record con 20 erogazioni per un totale di quasi 159.000 euro, ma che rientrano nella media degli ultimi 10 anni di attività di una realtà che dalla sua nascita è rimasta sempre al fianco di coloro i quali attraversano un momento di difficoltà economica e che corrono il rischio di finire nella morsa degli usurai. Nel 2018 la tipologia dei bisogni fronteggiati dalla Fondazione risulta diversificata, con una prevalenza delle situazioni di debolezza imputabili alla precarietà del lavoro. In forte aumento anche le cessazioni di attività a causa dei risultati gestionali negativi. In questi ultimi 10 anni ammontano a 876.253 euro i finanziamenti affidati a 147 soggetti che anche attraverso un accompagnamento di tutoraggio finanziario hanno cercato di fare fronte, quasi sempre riuscendovi, ad una situazione di non accesso al credito bancario che impediva loro di risollevarsi. Negli ultimi 6 anni, a fronte di una crisi economica che si è fatta sentire, è triplicata l'entità dell'aiuto erogato, più 284,5%, facendo salire la cifra dai 2.128 euro, che era nel 2012, ai 6.054 euro del 2018. Va tenuto presente comunque che il dato medio riflette una certa erraticità delle richieste di aiuto, spiegano i responsabili della Fondazione, il cui importo varia in base ai bisogni che emergono caso per caso. Si va da richieste di poche centinaia di euro ad altre ben più rilevanti che peraltro all'interno di un tetto che di norma non può superare i 30.000 euro. Quest'anno i dati del consuntivo sono stati suddivisi anche rispetto ai 3 distretti sociosanitari che compongono il Tigullio. Si è visto così che più della metà delle persone finanziate, 8 su 14, per un ammontare di 58.600 euro, risiede nel distretto chiavarese, che oltre a Chiavari, Levi e Lavagna comprende le valli Fontanabuona, Sturla, Graveglia e Aveto. Nell'area sestrese, che oltre al capoluogo comprende Moneglia, i comuni della Val Petronio ed alcuni comuni della provincia di Spezia, le erogazioni hanno riguardato 4 persone per un ammontare di 14.650 euro. Infine, 2 prestiti per un importo complessivo di 11.500 euro sono stati accordati a persone residenti nel distretto di Rapallo.